La croce che dall'alto del sacro monte sovrasta Granata par che voglia proteggere ancora la città dagli assalti saraceni. Ma l'anno della riconquista cristiana è ormai lontano e dalle torri e dalle mura merlate dell'Alhambra più non incombe alcuna minaccia. Granata oggi è soltanto una gemma meravigliosa, offerta dall'arte araba e da quella cristiana all'ammirazione del mondo. Maometto I, il giorno in cui volle edificare l'Alhambra, dovette pensare ad una favola stupenda delle 1001 notte, o al miraggio allucinante che nel deserto incanta il cammelliere assetato. Una oasi di pietra e di marmo nacque così in mezzo ad un'oasi lussureggiante di vegetazione, sotto il sole e l'azzurro purissimo del cielo dell'Andalusia. Una espressione compiuta e perfetta dell'estro e della grazia dell'arte moresca. Oltrepassata la porta della giustizia, sotto il cui arco i sovrani arabi pronunciavano le loro sentenze, la prima meraviglia che si offre allo sguardo del visitatore è il grande patio detto degli Arrayanes per la siepe di mirto che ne circonda la vasca, nelle cui acque si specchiano in una irreale scenografia archi e colonne. Mentre gli arabeschi vi ripetono i loro infiniti ghirigori. La visione fiabesca si ripete nel Patio dei Leoni, un aereo padiglione di trine marmoree, con al centro i 12 leoni sorreggenti la vasca di alabastro. Per un sentiero fiancheggiato da roseti, allori e melograni, quasi arborea preparazione alle sue delizie, si accede alla Generalife, la residenza di piacere dei califfi. Con le piante e le colonne, come motivo ornamentale, ritorna l'acqua, che con il gioco volubile degli zampini truisce architetture iridescenti. Cacciati i Mori, Carlo V non volle essere da meno dei suoi predecessori, innalzando un palazzo nella cui mole poderosa si esprimessero tangibilmente la gloria, la potenza e l'orgoglio di un impero nel quale non tramontava mai il sole. Il cortile interno ad anfiteatro romano, nella armoniosa compostezza del colonnato dorico, è anch'esso attestazione di una regalità che può ormai celebrare se stessa. Accanto alla Granata, dalle belle chiese e dalle ampie piazze, vive la città tradizionale. Oltre la porta Elvira, ecco il barrio Moro, dalle viuzze strette, a proteggersi dal sole infocato delle estati spagnole. In questi vicoli si aprono le botteghe dei cesellatori, nelle cui mani la filigrana vince le meraviglie dell'immaginazione.
quando il gotico si fonde col moresco ed ambedue gli stili si sposano armoniosamente con il primo Rinascimento, nasce un miracolo di architettura, la cattedrale di Granata. Anche qui l'arte spagnola, quasi sensuale, nella turgida bellezza delle sue immagini e dei suoi ornati, riesce ad esprimere l'aspirazione di questo popolo all'ascesi, la sua volontà di innalzarsi fino alla suprema contemplazione. Gli artefici di tante magnificenze riposano ora nella pace della Cappella Reale. Qui sono sepolti Isabella e Fernando, padri della patria. In questo Pantheon delle glorie spagnole sono le spoglie mortali di Giovanna la Pazza, di Filippo il Bello, di Ferdinando V. Quando dalla Vega cominciano a salire le prime ombre della sera e Granata si appresta a rinchiudere i suoi tesori nello scrigno vellutato della notte, nel cielo colore di perla si staglia il monumento innalzato in onore di Isabella la Cattolica, la leggendaria regina, la cui tenacia e il cui eroismo seppero riconquistare l'ultimo baluardo musulmano in terra di Spagna per riconsacrarlo alla fede di Cristo.